AstraZeneca sì, AstraZeneca no, AstraZeneca sì, ma solo ad alcuni. Il caos generato intorno al siero anti-Covid anglo-svedese ha gettato nel panico e nell'incertezza migliaia di italiani che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino. Da una parte ci sono gli over 60 che dovrebbero fare la seconda dose ma temono in ulteriori effetti collaterali, dall'altra ci sono i cittadini con meno di 60 anni che adesso saranno costretti a effettuare la seconda dose con un siero diverso. Un clima confuso che merita maggiore chiarezza e un risarcimento per chi è stato danneggiato dalla cattiva informazione su AstraZeneca. È quanto chiede il Codacons, che ha lanciato un'azione collettiva per chiedere un risarcimento per tutti i soggetti con meno di 60 anni che hanno ricevuto dosi di Vaxzevria. Le indicazioni giunte dall'AIFA, l'Agenzia Nazionale del Farmaco, sul vaccino AstraZeneca sono cambiate più volte dalla sua entrata in scena. Prima era stato autorizzato per tutti gli under 55, per poi essere sospeso in via precauzionale in seguito ad alcuni casi di trombosi, per poi ottenere dall'EMA l'ok con raccomandazione per gli over 60. L'AIFA aveva poi consigliato il siero più indicato per i più giovani rispetto a Pfizer e Moderna, salvo poi cambiare nuovamente rotta, con il Ministero della Salute che raccomanda AstraZeneca per le persone con più di 60 anni. Adesso l'EMA ha voluto dare un ulteriore chiarimento: il vaccino AstraZeneca è valido per tutti. La situazione di totale incertezza, spiega il Codacons in una nota, e i continui cambiamenti del piano vaccinale hanno di fatto messo potenzialmente a rischio la salute di quei soggetti che hanno ricevuto AstraZeneca, pur essendo categoria a cui la somministrazione di tale vaccino era sconsigliabile. Errori, ritardi e repentini dietrofront da parte di enti pubblici che aprono ora le porte a risarcimenti in favore dei cittadini. Esiste una legge che prevede un indennizzo per chi subisce delle menomazioni o degli effetti collaterali permanenti in seguito alla vaccinazione, ha sottolineato Codacons, ma chiederemo un risarcimento anche per tutte le persone che vivono nel timore di ammalarsi o di avere effetti negativi sulla propria salute, un disagio che si unisce ai dubbi sulla necessità di ricevere la seconda dose di un vaccino differente.